dei colombi, chiamata così perché osservate il pilastro centrale, guardate e immaginate il corpo del colombo e le sue estremità reali. Una prua. Ok. E adesso date uno sguardo a sinistra dell'arco, c'è una grotta in basso, guardateci un pochettino, quando dentro la grotta si vedrà il volto del pagliaccio dentro la grotta. Guardate i Caracalorense, signori, guardate che spettacolo, un'enorme piscina all'aperto. Poi vedete sotto l'arco, guardate quello spuntone di luce meraviglioso, è la guglia bellissima. Quella è Punta Caradi ed è alta 148 metri dal livello del mare. Dove ci sono arrivate le persone, guardate il percorso che hanno fatto, vedete questo canyon, dall'altra parte la gola in alto, si passa in mezzo a quella gola, dall'altra parte della gola c'è un canyon 3 volte più lungo degli animali pericolosi. In Sardegna ne abbiamo uno, piccolissimo, terribile però, è veramente, però molto bello, si chiama Mariano. Guardate che bella, osservate, in basso a sinistra ecco c'è anche una cimetta, quindi Solini, Calamariolo sparisce in una sola stagione, lasciamo le cose così come sono, ok? Chiamate così perché si diceva che solo nell'antichità la Venere poteva fare il bagno in queste splendide acque. Oggi ce lo possiamo permettere un po' tutti. Però io il giorno di agosto di capo. E questa invece è Cala Pelliona. Cala Pelliona si chiamata anche Cala della Foresta dai pescatori, essendo circondata dalla popolosa macchia mediterranea.